Buongiorno, ben trovate e bentrovati alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Auto da Fè, la nostra rubrica di approfondimento mattutino. Oggi con un ospite che ritorna con noi dopo una lunga pausa. Sto parlando di Antonio Maria Rinaldi, che tutti conoscerete, che io ringrazio e che saluto. Buongiorno Antonio. Giulio, sono io che ringrazio te, al contrario, sono io che ti ringrazio che mi chiami. Allora, abbiamo interrotto una lunga consuetudine di conversazioni relative ai temi europei, adesso la riprendiamo. La riprendiamo direi dandoci appuntamento anche periodico, semiperiodico, insomma, per fare un po' il punto della situazione. Come tutti ricorderete, Antonio Maria Rinaldi è stato europarlamentare per la Lega dal 2019 al 2024, con il 99,9% di presenze in aula, anzi il 99,99% di presenze in aula, ma ancora non si è fatta una ragione di come abbia mancato forse una seduta del Parlamento o delle commissioni. Ma me lo sono domandato, come mai non è 100%? Sono andato alla toilette, non lo so, mi sarò distratto una volta in 5 anni, non lo so. Comunque, diciamo poco cambia, era un mio punto d'orgoglio perché purtroppo, è la verità, diciamo i nostri rappresentanti italiani negli anni non hanno molto brillato nella partecipazione. Ho detto adesso vediamo un po' se io ci riesco, se è impossibile per un italiano diciamo rassentare il 100%, e praticamente diciamo che ci sono riuscito, ecco, ci sono sempre stato, anche in quei momenti famosi di Covid, vi ricordate, non si poteva girare, cioè io non mi fermava nessuno, prendevo la macchina e da Roma me ne andavo o a Strasburgo o a Bruxelles, quindi non mi ha piegato neanche il Covid, ecco. Allora, ti chiederò poi io subito un bilancio di questi 5 anni. Intanto però, a beneficio di chi ci ascolta, Antonio Maria Rinaldi si laurea in economia alla LUISS, svolge molti incarichi in banche italiane e poi passa dalla metà degli anni '80 dal servizio borsa della Consob, sede di Milano, alla capogruppo finanziaria dell'ENI, Sofid, e ne diventa direttore generale. Docente di economia politica alla Link Campus University di Roma e di finanza aziendale all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, nel 2011 pubblica Il fallimento dell'euro e un altro libro nel 2013, Europa Caput, Svenduti all'euro, in merito alla costruzione e al funzionamento delle istituzioni europee. Nel 2018 esce un altro libro intitolato La sovranità appartiene al popolo o allo spread, per Aliberti Editore. Con il professor Paolo Savona e il professor Michele Fratianni concepisce anche una proposta operativa per il consolidamento del debito pubblico italiano ed è firmatario del manifesto di solidarietà europea per un ritorno concordato, una transizione concordata alle monete nazionali. 5 anni, dicevo prima Antonio, di parlamentare europeo. Il bilancio della tua esperienza al Parlamento europeo è un'analisi, secondo te, dello stato di salute oggi delle istituzioni europee, oltre che un bilancio dei risultati ottenuti, se vuoi. È possibile ottenere dei risultati in quella sede per un parlamentare, presentissimo come te? No, allora la mia esperienza, praticamente mi mancava solo di fare il parlamentare, perché non ho mai fatto il politico, quindi sono andato lì in punta di piedi come lo scolaro che si presenta al primo giorno di scuola, però mi sono reso conto che tutto quello che io negli anni avevo capito del Parlamento europeo corrispondeva alla verità, cioè il Parlamento europeo è molto molto diverso rispetto ai parlamenti nazionali, non solo italiano ma anche degli altri paesi. E la prima cosa, ecco, che salta agli occhi è che il Parlamento europeo è, ve lo dico in maniera molto semplice, molto diretta, come in genere faccio io, sembra quasi che sia un'istituzione messa lì per far credere ai cittadini europei che contano qualche cosa nel processo decisionale, cosa che invece non è, perché dalla mia esperienza di questi 5 anni e purtroppo l'ho verificato puntualmente, non dico tutti i giorni ma quasi, che il vero potere dell'Unione Europea è nelle mani della Commissione Europea e del Consiglio, anzi in particolare molto di più del Consiglio. Della serie si fa quello che dice il Consiglio e la Commissione Europea, il Parlamento Europeo non è altro che un certificatore, quindi l'unica istituzione eletta a suffragio universale, perché il Parlamento Europeo è, fino a prova contraria, eletto dal popolo europeo,
praticamente non ha quei poteri che invece hanno sia la Commissione che il Consiglio. Io questo l'avevo capito da sempre e ho avuto la conferma totale che purtroppo è così. Potrei citare mille esempi anche di arroganza da parte della Commissione e del Consiglio, perché per quanto ci si possa sforzare, però cosa serve? Dice, allora perché c'è questo Parlamento? Allora, oltre, come ho detto, a dare la sensazione ai cittadini europei di contare direttamente, dice l'abbiamo letti noi, quindi vanno lì a rappresentarci, serve, a mio modestissimo avviso, e io l'ho sfruttato in questa veste, di far capire che cosa succede e che cosa non succede a Bruxelles. Perché precedentemente, da semplicissimo cittadino, come lo sono sempre stato, non si riusciva bene a capire, no? in questi palazzi cosa succedeva e cosa non succedeva. Mentre invece con le dirette, anche col tuo aiuto, con le nostre, diciamo, chiacchierate, allora da Bruxelles, adesso da Roma, io ho sempre, diciamo così, messo al corrente le persone che cosa stava avvenendo sui nostri tavolini, e credo che questo sia la cosa più importante in assoluto, secondo me, secondo il mio modestissimo avviso. Quindi diciamo è un Parlamento che legifera poco e nulla, non ha niente dei parlamenti per come li conosciamo noi, però può essere un ottimo punto di osservazione e anche un punto per raccogliere informazioni da riportare ai cittadini. Esatto, dice guardate, qui sta succedendo, fate voi, io ce la metto tutta e vi dico che qui le cose funzionano. Sono in questo modo, sono stato molto puntuale, cioè ho sempre detto guardate sta succedendo questo, magari vi raccontano delle cose diverse, io ho cercato dal mio punto di vista chiaramente quello che avveniva realmente, e vedo che molti hanno gradito, perché a dire la verità ancora adesso anche quando cammino per strada molta gente dice grazie, ci hai spiegato bene, noi non avevamo capito certe cose, ce l'hai detto in maniera molto semplice, finalmente abbiamo capito, e per me è stata la più grossa, diciamo così, soddisfazione, ecco, nell'essere riuscito. È una cosa che sentivo la mancanza io da cittadino. Una volta andato lì ho cercato di fare quello che potevo. Ecco, questo quindi senz'altro ci sono riuscito, credo. ecco Antonio, mi veniva da chiederti appunto qual è la tua analisi dello stato di salute delle istituzioni europee. Non si sono modificate molto le istituzioni europee da quello che conoscevamo, no? Cioè il Parlamento è sempre un organo che decide poco e niente, decidono la Commissione e i governi attraverso il Consiglio in separata sede, quindi in maniera molto poco trasparente per i cittadini. Per fortuna che c'è qualcuno che fa il parlamentare come l'hai voluto fare tu e quindi ci racconta le cose. Degli esempi pratici, mi piace fare moltissimo gli esempi pratici. Funziona grosso modo sempre con questo tipo di schema, cioè la Commissione che fa una proposta, ad esempio una che sta un pochino a cuore agli italiani, ad esempio la proposta di riforma del patto di stabilità, cioè la riforma del fiscal compact, sarebbero le regole, diciamo, le regole di convergenza per poter, e scusatemi qui ancora il mio linguaggio è estremamente semplice, però credo che tutta la platea deve capire perfettamente, non solo chi è laureato in economia ma in materie economiche, tutte le regole per poter far parte del club dell'euro. Dice guarda, se tu vuoi far parte del club dell'euro devi sottostare a certe regole macroeconomiche che sono praticamente scritte nel patto di stabilità e crescita, chiamato, diciamo così, in maniera comune fiscal compact. Questo è avvenuto, noi lo diciamo da sempre, perché sono delle regole assurde, impossibili e soprattutto sono controproducenti. Dopodiché, dopo quello che è avvenuto col Covid, le crisi, eccetera, si sono decisi a cambiarlo. Allora c'è stata una proposta della Commissione. Cosa succede a livello tecnico? Ma avviene anche con altre proposte, l'iter è questo. Questa proposta viene esaminata dal Parlamento e viene esaminata dal Consiglio. Il Parlamento, nella fattispecie, siccome riguarda tematiche economiche, viene esaminata dalla commissione competente, cioè la commissione Econ, Economia e Affari Monetari, dove io ero membro permanente.
cosa succede? Si analizza, si fanno degli emendamenti, c'è una discussione, prima viene discussa a livello ristretto, ogni gruppo parlamentare ha un relatore ombra in rappresentanza del proprio gruppo, dopodiché si partorisce un testo con gli emendamenti a quello della Commissione e poi si va in Parlamento per votarla. Dopodiché c'è anche la versione del Consiglio, va bene. Dopodiché cosa succede? Che escono fuori 3 testi, cioè quello originario della Commissione, quello emendato da parte del Parlamento e quello emendato dal Consiglio. Dopodiché, perché qui viene il bello, tutti e 3 questi testi debbono essere, sintetizzati in un solo testo identico. E allora qui entra in ballo il famoso trilogo, cioè esponenti della Commissione, esponenti del Parlamento, che in genere sono i relatori ombri della Commissione competente, quindi nella fattispecie della Commissione Econ, e il Consiglio, che in genere è rappresentato dall'ambasciatore del paese che in quel momento ha il semestre di presidenza, giusto? Perfetto. Allora, dopo sforzi anche di più di un anno, siamo stati dietro, a un anno e diversi mesi, dietro, anche facendo le serate che ti portano quei panini straminziti, schifosi, non sono i panini quelli italiani, belli nostri, con quel bel pane croccante, con dentro quel bel prosciutto, quel bel... No, ecco, quella bella bresaola, quella bella mortadella, quelle pizzette, cioè, no, delle cose proprio piene di grasso, di cose che uno dice, no, guarda, preferisco mangiare i biscotti che mi sono portato da casa, ecco, tanto per capire, va bene? Alla fine tutto il lavoro fatto da noi viene completamente azzerato dalle volontà del Consiglio. Si fa così, si fa come vuole il Consiglio. Capito? Diciamo che è un modello veramente fantastico. È un modello molto democratico, un modello estremamente democratico, quindi avviene questo. Ora, però, che cosa succede? Perché il diavolo, come si dice, fa le pentole, ma non fa i coperchi. Allora, noi purtroppo siamo entrati a suo tempo nell'Unione Monetaria un pochino alla garibaldina, anzi, anche qui dico la mia. Dico, vedete, la classe politica, e guardate che non è questione di colore politico, perché si sono, avvicendati tutti quanti. Vi dico dei numeri, a me piacciono i numeri per far capire. Dal momento in cui è caduto il muro di Berlino, va bene? Quindi siamo alla fine dell'89, al momento in cui noi abbiamo avuto in tasca materialmente l'euro, gennaio 2002, va bene, in Germania ci sono stati 2 cancellieri, Kohl, che praticamente ha fatto tutto lui, e Schröder, ma in maniera molto marginale alla fine. In Francia ci sono stati 2 presidenti, lì il presidente esecutivo è presidenziale, quindi è lui il capo del vapore, e c'è stato Mitterrand, il famoso Mitterrand, e Chirac. In Italia, nello stesso periodo, ci sono stati 14 presidenti del Consiglio. Avete capito bene? 14. Quindi ci sono di tutte le compagini possibili, di tutti i colori. Allora, cosa succede? Noi non ci siamo preoccupati di capire preventivamente, attenzione, cosa sarebbe successo nell'economia italiana, nello stato sociale italiano, cambiare completamente il modello economico di riferimento. Cioè, i nostri politici non hanno detto, ma sentite un po', ma se noi cambiamo radicalmente il nostro modello economico, perché ci affidiamo qui al nuovo ordine economico europeo, va bene? Cosa succede alla nostra economia? Perché bene o male, diciamo così, questa Repubblica Italiana, dopo lo sfacelo della Seconda Guerra Mondiale, è diventata la 4ª potenza industriale al mondo, quindi tanto fessi, tanto per dirla in maniera molto semplice, non siamo, non eravamo. Allora, per modificarlo completamente, attenzione, siamo sicuri? Vogliamo anche dire la nostra? E nessuno ha alzato il dito, anzi c'era qualcuno, non voglio fare il nome, ma lo sanno benissimo i nostri amici che ci stanno ascoltando, qualcuno diceva speriamo che ci prendano, speriamo che non dicano di no, quando vi posso garantire che se non fosse entrata l'Italia, seconda impresa manifatturiera dopo la Germania,
terzo contributore, eccetera. Molto probabilmente non ci sarebbe questo tipo di Unione Europea, non ci sarebbe stato manco l'euro. Quindi noi non abbiamo saputo ben negoziare la nostra reale forza. Siamo andati, come al solito, col cappello in mano. Ecco questo. Allora, fino adesso abbiamo preso grandissimi schiaffoni, anzi, sono stati queste regole, è stato un sistema per poterci tenere, come si dice, sotto schiaffo, sotto ricatto. Adesso mi sembra che qualche altro paese un pochino, diciamo, più che ha la voce più grossa, la possiamo dire così, va bene, tipo Germania e Francia se la stanno passando maluccio. Allora la mia domanda è, ma adesso che state male voi, è possibile che vi mettete al tavolino e cambiate queste regole perché adesso non vi vanno bene manca a voi? Ecco, tu ci vedi questa possibilità oggi? Ma io la possibilità purtroppo la vedo ancora peggio, è che le regole rimarranno quelle rigide per alcuni e per altri no, cioè per loro saranno estremamente flessibili perché, come si diceva in quel famoso film, loro sono loro e voi non siete nessuno. Bravo, esatto, mi hai tolto la parola dalla bocca ed è la cosa peggiore, mentre invece dovremmo prendere la palla al balzo e dire sentite, lo vedete che pure adesso con voi non funzionano queste regole, vogliamo metterci veramente, seriamente intorno al tavolino, tutti d'accordo, e cambiare queste regole in modo tale che vadano bene per tutti, trovare una sintesi in maniera tale che vadano bene per tutti, e invece questo mi sembra che non avviene. Perché? Perché rimanendo quel tipo di regole faranno la voce grossa con i deboli, cioè noi, e con i forti invece faranno loro la voce debole, capito? Saranno deboli e continueranno a fare quello che hanno fatto fino adesso. Guardate che la Francia, tanto per fare un nome a caso, ha sforato il deficit molto di più dell'Italia, solo che loro sono bravi, perché sono francesi e sono bravi. Noi invece no, noi ci arrivano le letterine, a noi ci arrivano i rimbrotti, no, poi no, eccetera. Allora che facciamo? Si può andare avanti così? A me non mi sembra una cosa, diciamo, particolarmente diciamo così, carina. Ecco, se vogliamo realmente continuare ad andare avanti in maniera paritetica e proficua. Una cosa che a me mette anche molta paura è un'altra, è che se la Germania va male, visto che è il nostro primo partner commerciale, poi dopo ci va male pure a noi, quindi cioè da una parte io dico adesso le tocca a voi, però dall'altra dico attenzione, perché se va male la Germania, poi l'onda arriva anche a noi abbiamo le imprese, specialmente le micro, piccole imprese, che lavorano a doppio filo con la Germania, quindi la loro crisi poi, anzi già è arrivata anche da noi. Questo significa per noi grossissimi problemi, quindi io sono il primo che dico risolviamola, perché se poi riandate bene voi, il beneficio ce l'abbiamo anche noi. Questo è il discorso, però cerchiamo di metterci d'accordo con delle regole che siano veramente da poter rispettare, perché queste regole non sono fatte per non essere rispettate, e soprattutto che siano delle regole che effettivamente portino quella famosa prosperità, quella crescita, perché adesso non c'è stata. Sì. Mi ricordo che l'Unione Europea è la zona del mondo che dovrebbe avere un incremento incredibile, più degli altri, mentre invece quella cresce di meno. Allora c'è qualcosa che non va. Andiamo a rivedere un po' queste regole, evidentemente. Ecco, no? Tra poco, Antonio, ti vorrei chiedere proprio cosa ne pensi della questione della competitività. Noi stiamo parlando oggi, martedì 28 gennaio, domani, mercoledì 29, la Commissione presenta un suo progetto chiamato Bussola per la competitività europea. Ne parliamo tra pochissimo, però se tu permetti io volevo anche chiederti un giudizio sulla seconda Commissione von der Leyen, no? E sul ruolo anche del ministro Raffaele Fitto, che è stato confermato come vicepresidente esecutivo della Commissione europea, nonché come commissario per una serie di questioni: politica regionale, coesione, sviluppo regionale, città e riforme, con un portafoglio di peso, come ha sottolineato la Premier Meloni, che riguarda le deleghe strategiche tipo agricoltura, pesca, economia del mare, trasporti e turismo. Potenzialmente interessante, in pratica altrettanto, secondo te? Guarda, tu hai sintetizzato, io conosco bene Raffaele Fitto ed è una persona non preparata, estremamente preparata. Quindi da questo punto di vista da italiano sono ampiamente tutelato. Cioè il fatto che ci sia una persona come lui con una
diciamo, nella classifica della commissione ai piani alti, visto che è anche vicepresidente esecutivo, sicuramente fa piacere, però purtroppo la commissione non è composta solo da lui, cioè se ci fosse solo lui saremmo a cavallo, come si dice, però purtroppo questo non è. C'è la stessa commissione guidata dalla signora Ursula von der Leyen, che vi dico sinceramente non è che abbia brillato nella precedente legislatura, cioè per il legislatore del Parlamento era la nona, adesso siamo alla 10ª legislatura. Vi dico sinceramente, io per dare un taglio avrei cambiato radicalmente e non avrei certo, come non ho fatto la prima volta, perché io insieme ai miei colleghi di partito e non solo abbiamo votato contro, anzi vi ricordo che la prima commissione von der Leyen è passata per 9 voti, avete capito bene, 9 voti, ecco, e allora insomma era un po' scarsetta, ecco. D'altronde c'è anche un altro aspetto che la indebolisce ancora di più. Come al solito la indebolisce la situazione politica interna della Germania, perché la Germania, come avete visto, sta soffrendo diciamo di instabilità, come d'altronde la Francia. Sembra di rivedere un po' l'Italia degli anni passati, no? Dove ogni 6 mesi c'era un nuovo governo perché non c'erano maggioranze solide, i centristi, diciamo, i cristiano-democratici tedeschi, per poter governare hanno dovuto fare dei patti con la sinistra e con i verdi. Ecco, e qui apriamo un altro capitolo di quelli veramente forti. E quindi questo si riflette logicamente, visto che la parte del leone tedeschi lo fanno nel gruppo parlamentare del PPE nel Parlamento europeo, si riflette anche nelle decisioni stesse dell'Europa, cioè per poter far star buoni a casa la coalizione, i tedeschi riflettono anche questo nelle aule di Strasburgo e di Bruxelles, ecco. E abbiamo visto negli ultimi giorni degli articoli un po' inquietanti, cioè ma tutta questa nuova ideologia green, ripeto, io sono il primo per la salvaguardia dell'ambiente, però deve essere fatta in maniera sostenibile, deve essere fatta non in maniera da fanatismo religioso, no? Perché noi abbiamo assistito a delle regolamentazioni da fanatici delle sette, sai, quelle sette scatenate, sì, che fanno, cioè, per il quale stanno creando e creeranno enormi problemi alle aziende e industrie europee, a iniziare da quelle italiane. Allora, anche qua facciamole con raziocinio, non possiamo, cioè ve ne dico una per così tagliamo la testa al toro. Il discorso della transazione passando dall'elettrico è una grandissima stupidaggine, perché la Commissione ha ritenuto che la transazione debba passare solo dall'elettrico, cioè sbagliando, e non ha dato la possibilità ad altro tipo di tecnologie di poter arrivare alla stessa soluzione. Vi faccio anche qui un esempio. Chi l'ha detto che la famosa neutralità nell'emissione del CO2 avviene con l'elettrico? Anche perché per costruire una macchina elettrica, per alimentare una macchina elettrica, tu devi vedere tutto il ciclo, non quello che va in giro con la macchinetta elettrica. Come la carico? Per certo, poter costruire che cosa, esatto, quali metalli, quanto è costato in termini di emissione di CO2. Se andiamo a fare i calcoli è enorme, ecco. Mentre invece si è chiusa la porta, ad esempio, all'evoluzione dei motori termici, ad esempio con l'utilizzo dei carburanti bio o sintetici, cosa che in particolare l'Italia è molto stato avanzato con i carburanti biocarburanti, e i tedeschi con quelli sintetici, perché lì non gli si è data la possibilità. D'altronde, sapendo che nel 2035 non saranno più commercializzabili, non saranno più vendibili le autovetture a motore termico, nessuna, vi ripeto, compagnia petrolifera, nessuna società automobilistica spende più un solo centesimo in quel tipo di tecnologia, sapendo che poi dopo non viene utilizzata, capisci? Cioè, certo, questo è il discorso. Perché avete solo l'elettrico? Fate qualche cosa di sostenibile.
Ecco, tu e i tuoi colleghi, tu e i tuoi colleghi in Europa, Antonio, avete sottolineato questa questione dell'auto elettrica come uno dei danni grossi della nona legislatura, no? Che si affaccia anche alla decima, peraltro, cioè a quella nuova di adesso. La questione auto elettriche vuol dire anche ricerca e innovazione, perché intorno al settore auto si gioca gran parte del settore di ricerca e innovazione, su cui ha messo l'accento Draghi dicendo siamo troppo indietro rispetto a Stati Uniti e Cina, dobbiamo puntare lì. Ma se tu devi puntare lì, come fai a puntare lì, diciamo, puntando solo sull'auto elettrica che tarpa anche la ricerca e l'innovazione, detto per inciso? Secondo punto che voi avete sottolineato, e su questo ti chiedo anche un altro commento, voi avete posto attenzione a un'altra questione che è scivolata un po' via, ovvero l'adeguamento delle nostre abitazioni in classe energetica, anche qui green, no? Che imporrebbe di mettere mano con cifre pesanti alla ristrutturazione delle nostre case. Terzo capitolo che voi avete citato come un danno della nona legislatura si riaffaccia adesso, il capitolo agricoltura. Vogliamo fare qualcosa di buono per gli agricoltori italiani ed europei? Ecco, su questi tre punti, auto elettrica obbligatoria, classe energetica delle case, agricoltura, è lecito attendersi delle novità o i danni della nona legislatura proseguiranno nella decima? Guarda, purtroppo ci saranno dei danni perché per un motivo semplice. Come si fa a tornare indietro? Allora, innanzitutto dal punto di vista tecnico-legislativo, il fatto di rimangiarsi, perché questa è la definizione giusta, tutto quello fatto fino adesso anche dal punto di vista tecnico è difficilissimo, dal punto di vista normativo. E poi che cosa gli raccontiamo alle aziende? Dice, ma come? Prima ci fate tirate fuori delle normative, noi ci adeguiamo, spendiamo, cioè adesso dite no, scusate, ci siamo sbagliati, ritorniamo indietro, eccetera. Cioè non avete credibilità. Gli è stato detto, credo veramente in tutte le salse, attenzione. Poi stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia, in questo momento chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis d'olio novello straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu e ve sempre a gala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Auto elettrica, ma nessuno a livello geopolitico ha detto cari signori, guardate che affidare la transazione all'elettrico, alle autovetture elettriche, significa consegnarci completamente mani e piedi a paesi come la Cina, che di fatto hanno il monopolio di molte componenti essenziali della macchina elettrica, a iniziare dalla batteria del litio, dal rame, dal cadmio, terre rare. Dopodiché, sapete cosa succede? Ma è sicuro che succede così, vi ricorderete quello che dico. Ci sarà la Cina che dirà, io ho il monopolio, se le pulite le pagate al prezzo che dico io. E siamo sotto ricatto e sotto schiaffo loro. E loro invece ti vendono le autovetture a dei prezzi notevolmente inferiori perché loro hanno dei prezzi notevolmente inferiori a quelli nostri. Quindi nessuno ha pensato che ci saremmo veramente consegnati mani e piedi con dei risvolti, ripeto, geopolitici. Ormai le guerre fra le grandi economie non si fanno con i fucili, con i carri armati, cioè, si fanno a livello economico, le battaglie sono economiche e vi garantisco che poi gli effetti sono ugualmente devastanti. Questo è possibile che di tutti questi grandi pensatori in Europa nessuno ha detto ma
si è accesa la lucetta rossa. Cioè, guardate che il rame in Africa ci sono andati 25-30 anni fa, quando noi dormivamo, sono andati anche in Africa per le miniere di litio, quando noi qui stavamo a guardare i cartoni animati. Adesso il treno è passato, sta in mano loro. Che cosa facciamo? Allora, perché non diamo la possibilità anche di forme alternative dove invece noi possiamo dire la nostra con la nostra tecnologia? Ecco, questa è l'enorme accusa che io faccio nei confronti delle istituzioni europee, che hanno chiuso completamente altre vie alternative. Ecco, questo vale anche per le case, la classe energetica delle case? Quella delle case è ancora peggio, perché innanzitutto le regole europee prevedono, in questo caso l'hanno detto, che non ci sia da parte degli stati nazionali contributi, cioè ce lo dobbiamo pagare noi con i soldi nostri, cioè i cittadini italiani. Poi attenzione, gli italiani, badate bene, insieme ai giapponesi, sono venuto a scoprire, sono fra i più alti proprietari di case al mondo, con più dell'80%, cioè l'80% delle famiglie italiane sono proprietarie della casa dove abitano. Lo sapete, i tedeschi tanto bravi, eccetera, 45% e i francesi il 55%. E poi, se permettete, se andiamo a vedere il patrimonio immobiliare italiano, è fatto in maniera tale per il quale non può essere paragonato alle case finlandesi o dei paesi delle ex repubbliche baltiche, lì come si cioè, noi qui abbiamo gran parte del patrimonio costruito moltissimi anni fa, anche con valori storici. È quasi impossibile. Cioè, voi pensate, anche i centri storici, come metterlo, adeguarlo secondo quel tipo di normativa? È impossibile, la devi buttare giù e rifarla, o con dei costi stratosferici, che non sono certo le case fatte con come si chiama quel gioco, con Lego, che hanno gli altri paesi. Quindi c'è anche una sproporzione anche di interventi, e anche lì noi dobbiamo dire la nostra, cioè una regola non può andare bene per tutti, perché le caratteristiche sono completamente diverse delle nostre. Poi voglio anche dire un'altra cosa sulle case. Guardate che la casa per gli italiani ha rappresentato il primo asset di risparmio, cioè le famiglie trasmettono ai propri figli il loro patrimonio con la casa. Allora, negli altri paesi non è così, gli si trasmette in altro modo. In Italia è così, quando si sposa un figlio o la figlia gli si dà la casa perché è stato il frutto di sacrifici, di mutui, si è passato da padre in figlio, è così, e quindi rappresenta il primo asset di risparmio e non può essere paragonato agli altri paesi in cui la casa invece non è considerato come in Italia un asset di risparmio. Magari lì hanno altre forme, si comprano i fondi, comprano azioni, altre cose. Quindi questo non è stato tenuto da conto quando si è fatta questa normativa. Quindi ci sono moltissime cose da rivedere. E ecco, poi, ma da rivedere è possibile rivederle o ci arriverà una bastonata inevitabile? Il governo può fermarla? Allora, io mi auguro che quel piccolo residuo di sovranità che c'è rimasta, perché ormai siamo un paese a sovranità limitata, faccia in modo che si possa dire: signori, guardate, obiettivamente non è possibile, non possiamo, anche tecnicamente non ci sarebbe forza lavoro in Italia di operai, di tecnici, per poter rendere a norma europea in questi anni le case degli italiani. Non ci sarebbe, guardate, il famoso 110%, va bene, che purtroppo è stato realizzato tecnicamente nel peggiore dei modi possibili, perché lo sappiamo, adesso non voglio entrare in polemica, ma è stato realizzato tecnicamente senza controlli, eccetera, ed è costata centinaia di miliardi nelle casse dello Stato, che grava su ogni cittadino, poi anche chi non ha fatto assolutamente nulla, ha spostato, ecco, perdonatemi questo tipo di termine, ha spostato il miglioramento energetico del patrimonio immobiliare di pochissimo. Quindi pensate, per arrivare a quella normativa europea, che cosa dovrebbe fare, cioè non basterebbero anni per poterlo rendere a norma. Quindi
per evidenza dovrà essere rivisto, non è possibile tecnicamente, capite? È come se l'Unione Europea dice guarda tu devi andare su Plutone entro il 2050, non ci posso andare tecnicamente, indipendentemente dai soldi, non è possibile, magari ci andremo fra 300 anni, non lo so, fra 500 anni, ma fra 20 anni. Quindi diciamo per i prossimi 5 anni non dovrebbero arrivarci bastonate di questo genere. Ma non è che dovrebbe arrivare, sarà impossibile farlo, cioè anche un governo nazionale si dovrà piegare di fronte all'evidenza che non sarà tecnicamente possibile farlo, neanche con tutta la buona volontà, neanche se cadessero dal cielo i soldi, ecco, va bene, dice ci sono degli aerei che distribuiscono banconote fanno le banconote da 1.000 euro, non da 5, da 1.000 euro e li riversano su tutto il territorio nazionale. Sarebbe impossibile riuscire a rispettare quei termini proprio per ragioni squisitamente tecniche, pratiche. Allora, che facciamo? Aspettiamo l'ultimo minuto? Allora, adesso noi abbiamo un governo che mi sembra che fra i paesi europei è il più stabile, perché come vedete gli altri cascano e stanno facendo le elezioni una dietro l'altra, e quindi noi abbiamo una stabilità, diciamo che una volta era degli altri, adesso per fortuna ce l'abbiamo noi. Vediamo se si riesce a far sentire la nostra voce. Allora, prima di passare, Antonio, agli altri argomenti e di rubarti ancora qualche minuto, io volevo tornare brevemente Volevo fare una battuta, me lo permette una battuta? Prego. Perché non l'ho fatta prima di Raffaele Fitto, no? È uno scherzo, è una persona estremamente preparata, era con me, perché lui era con me nella nona legislatura, quindi ci siamo frequentati, una persona, ha solo un difetto da parte mia, ve lo dico, che è juventino. Allora, che è juventino, questo è un difetto, magari adesso gli amici juventini diranno ah no, allora a me è simpatico. Guarda, allora, c'è andata bene, pensavo peggio. No, dice, è juventino, cioè, no, per carità, è una persona squisita e ripeto per l'ennesima volta mi sento francamente estremamente tutelato il fatto che ci sia una persona come lui, molto pratica, molto realistica, perché guardate queste cose che sto dicendo, sono sicuro che le condivida al 100% anche lui. Allora, quindi, dal punto di vista siamo tranquilli, almeno c'è qualcuno che le dice. Allora, volevo chiederti una cosa impossibile, cioè in 2 minuti spiegarci una cosa di cui hai parlato poco fa, alla quale hai accennato, ovvero, e sulla quale ti sei a lungo battuto nella scorsa legislatura, no? Il nuovo patto di stabilità, ne parlavi prima. Detta così sembra una roba che si capisce poco, invece si capisce molto quando si comincia a parlare del fatto che riguarda le nostre tasche, no? Perché riguarda le nostre tasche, i nostri soldi e il contributo che l'Italia deve dare alla finanza pubblica. Allora, il nuovo patto di stabilità in sintesi cosa significa? Chi avvantaggia e chi svantaggia? Che conseguenze avrà? Cosa vuol dire per noi italiani? Per noi italiani significa comunque lacrime e sangue, per un motivo molto semplice. Come ho detto prima, il patto di stabilità e crescita non è nient'altro che quelle regole per continuare a far parte del famoso club dell'euro. Cioè, se tu vuoi mantenere la moneta unica, tu devi sottostare a delle regole macroeconomiche. Ma qual è il vizio, il peccato originale che non si può lavare? Ecco. E che qualsiasi patto di stabilità, qualsiasi fiscal compact, chiamiamolo così è più familiare, potrà essere scritto da più grande economista possibile e immaginabile, ma non potrà bypassare, quindi non potrà non tener conto di quanto ci è scritto nei trattati su cui si fonda l'Unione Europea, e in particolare le famose 2 regole del 60% per quanto riguarda il rapporto debito pubblico, il prodotto interno lordo, PIL, e per quanto riguarda invece il famoso 3% per quanto riguarda invece del deficit. No, siamo sempre lì. Siamo sempre là, quindi come me la giro? C'è sempre quel 60% e quel 30% di Mitterrand memoria, c'è tutta la storiella del 3% di Mitterrand, che fra l'altro non ha nessuna corrispondenza scientifica, hanno buttato lì dei numeri, eccetera, per il quale se non si va a modificare, va bene, questi 2 numeretti, questi 2 parametri che sono
nei due trattati, cioè Maastricht e Lisbona, tu ti puoi inventare qualsiasi cosa, ma sempre devi sottostare a questi due parametri, cosa che questa nuova versione del patto di stabilità e crescita non ha rimosso. Io l'ho sempre detto anche in aula, guardate, finché non si va a rivedere quei due parametri, noi qui ci possiamo inventare qualsiasi cosa, ma sempre lì dobbiamo andare. È come dire, guarda, io devo andare da Roma a Milano, sempre a Milano devo arrivare. Ci puoi andare a bicicletta, ci puoi andare a piedi, ci puoi andare in deltaplano, ci puoi andare a nuoto se ci riesci, però sempre lì devi arrivare. Allora, o si va a modificare e dire, signori, questi due dati sono stati concepiti più di 30 anni fa, va bene, sono anacronistici, è passato il mondo nel frattempo, è avvenuto di tutto, andiamo a rivederla, anche perché poi di fatto non li riesce a rispettare più nessuno, a iniziare dalla Francia, dalla Germania. Allora, ci vogliamo nascondere dietro un dito? Vogliamo fare gli ipocriti? Allora, benissimo, continuiamo a dire e nessuno li rispetta. Però che succede? Come ho detto prima, succede che loro sono loro e allora si chiude un occhio perché adesso vediamo, miglioriamo il trend. Se l'Italia giù mazzate, giù letterine. Ed questo è avvenuto. Chiaro. Allora no, le regole devono essere uguali per tutti. Allora cerchiamo di scriverle uguali per tutti e soprattutto regole che possono essere realmente praticate, altrimenti è inutile, no? Ci prendiamo in giro. Allora, poi parliamo anche di Trump, perché è un'altra delle novità, insomma, novità si fa per dire perché lo conosciamo benissimo, è il secondo mandato, però insomma per l'Europa qualcosa significa. Però prima di arrivare lì io volevo farti una domanda in relazione a uno degli ultimi scandali, perlomeno tale sembrerebbe, secondo quel che ha raccontato il quotidiano olandese The Telegraph. L'inchiesta partita da Amsterdam si occupa dello scandalo delle cosiddette lobby ecologiste. Vale a dire il fatto che la Commissione europea per anni abbia sovvenzionato, dato soldi tramite il programma LIFE, a una rete di lobby ecologiste per fare pressioni a favore del Green Deal, cioè della transizione verde di cui si parlava prima. Non solo, secondo il quotidiano olandese, alle organizzazioni finanziate dalla Commissione europea sarebbero stati assegnati anche obiettivi precisi di lobbying, cioè di avvicinare eurodeputati e esponenti di Paesi membri per accelerare l'attuazione della nuova strategia green. Allora, il nuovo commissario al bilancio della Commissione europea, della von der Leyen 2, Piotr Serafin, ha detto che è stato inopportuno finanziare le ONG ecologiste con fondi europei per promuovere le politiche del Green Deal. Secondo qualcun altro invece non c'è niente di segreto, anzi è una cosa positiva che l'Europa abbia aiutato le ONG per bilanciare lo strapotere delle multinazionali e avere un dibattito più equilibrato. Questo lo ha detto uno degli accusati, tra virgolette, l'ex vicepresidente della Commissione europea Timmermans. Allora, ti voglio chiedere la tua opinione su questo scandalo, voglio aggiungere anche un'altra cosa, lo scandalo precedente, il cosiddetto Qatargate, sembra già finito in nulla, al punto che c'è qualcuno che dice che lo scandalo vero è stata l'inchiesta, non il Qatargate. Tu cosa ne pensi? Allora, innanzitutto vorrei chiedere a Giulio, se tipo, mi spieghi come mai in 5 anni di Parlamento, poi l'hai giustamente ricordato te, ci sono sempre stato, sempre presente, non mi ha mai offerto neanche un caffè a nessuno. Ecco, te lo volevo chiedere, infatti. Ma non spiega, ma dice sai, un caffè non se ne a nessuno, il caffè è lì che sai, pieno del bar, non mi ha offerto un caffè a nessuno, ma come mai non sono venuti a dire, senta, io vorrei parlare con lei di queste cose, come mai sono venuti? Mai, ve lo giuro su qualsiasi cosa, come mai? Strano, no? E come mai invece sono andati da questi, e non solo per il caffè, pure per il pasticcino, pure per qualche cos'altro? Allora facciamoci delle domande, diamoci anche delle risposte. Noi l'abbiamo sempre detto, guardate che non è possibile una cecità di questo genere, tutto è possibile farlo, ma che abbia dei criteri di sostenibilità, cioè tu non puoi andare a modificare in maniera così radicale e vai a scombussolare economia di paesi, mettendo veramente in ginocchio. Noi qui abbiamo fatto chiudere un sacco di imprese, dietro le imprese ci sono dei padri e delle madri di famiglia che lavorano, che portano a casa lo stipendio. Qui non si scherza.
ogni cosa deve essere valutata, deve essere verificata, non è che modificando succede qualche cosa. Questi sono andati col macete, sono andati senza tenerne conto. Allora, qual era quel politico italiano un po' con la coppa di tanti anni fa? Come diceva, che la sapeva lunga. male, è molto lunga, dice: pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca sempre, perché non era possibile che questi prendevano svarioni di questo tipo senza farsi una domanda. Io ci parlavo e ho detto: ma vi rendete conto che cosa state facendo? Voi state massacrando delle nazioni come l'Italia. Ci sono delle imprese che rischiano di chiudere. L'Italia. La questione valeva anche per l'agricoltura, perché il Telegraph ha parlato di contratti riservati, tra cui 700.000 euro uno, pagati per orientare il dibattito sull'agricoltura. Sono usciti, poi chissà quanto sotto c'è e non lo sappiamo, lo sapremo. Attenzione. Quindi dico, ma il comparto dell'agricoltura vogliamo parlarne? Io oggi ho sentito uno dei tanti telegiornali in cui c'erano dei produttori di frutta che dicono: guardate che siamo adesso inondati di prodotti di scarsissima qualità a prezzi, attenzione, la metà del prezzo che noi potremmo fare senza nessun tipo di guadagno, cioè il minimo prezzo per coprire solo i costi, va bene, è molto superiore al prezzo che loro fanno al mercato di questa roba dove non c'è nessun controllo. Qui riguarda anche la nostra salute, stanno tanto a dire, a preoccuparsi della salute eccetera, e poi permettono la vendita sul territorio europeo, in Italia, di prodotti alimentari senza nessun tipo di controllo, e si vede dai prezzi, perché chiaramente quello è ovvio. Allora che facciamo? Distruggiamo una filiera di eccellenza nel settore alimentare per delle normative del cavolo, e poi veniamo a sapere da inchieste giornalistiche che ci sono state pure lì chiamiamoli per ora contributi speciali, sempre soldi nostri, perché i soldi dell'Unione Europea escono fuori dalle nostre tasche. E no, mi dispiace, no, così va bene. Ecco, perché vedete, adesso ne dico una forte: se il cosiddetto disegno europeo funzionasse, va bene, se rispetto a 30 anni fa la situazione era notevolmente migliorata, le condizioni della popolazione era migliorata, c'era ricchezza, pace sociale eccetera, ma insieme a te stavamo a ballare il tippa-tappa, come si chiama, col cappelletto azzurro, con le stelline, no? Guarda chi toccava l'Unione Europea, ma meno male che c'è l'Unione Europea, anzi, ma che fortunati che siamo, cioè, ma siccome questo non è avvenuto, anzi abbiamo peggiorato in moltissime cose. Permettete che io alzo il dito e sono anche un po', oggi sono gentile e sono anche un po' arrabbiato di questo, permettete, lo posso esternare questa mia rabbia nel dire: guardate che non è così, quello che ci avete detto e ci avete raccontato non è avvenuto, e neanche vi prendete la briga di dire: sì, abbiamo sbagliato, cerchiamo di modificarlo, e invece continuate come un treno sui binari contro il muro senza fare un minimo di mea culpa. Questo è quello che io reclamo all'Unione Europea, e non smetterò mai di reclamarlo, perché sono convinto di avere perfettamente ragione. Sinteticissimo, credo dalla maggioranza degli italiani che ancora ragionano con la propria testa. Ecco, Antonio, mi pare di poter dire che questa vicenda delle lobby ecologiste finanziate dalla Commissione abbia un sapore diverso rispetto al Qatargate che citavo prima, no? Tu che idea ti sei fatto invece del Qatargate, che è l'inchiesta a essere il vero scandalo? Diciamo che adesso quest'ultimo discorso delle lobby ancora sta uscendo fuori, però da come si stanno mettendo le cose è molto peggio del Qatargate, attenzione, è molto peggio del Qatargate, perché ricordo che il Qatargate è uscito fuori perché il governo del Qatar ha oliato, si dice? Si può dire oliato? Ha oliato a suon di mazzette, va bene, determinati, diciamo, ex parlamentari e parlamentari, per avere un occhio di riguardo da parte dell'Unione Europea nei confronti del Qatar, perché ricordo che il Qatar, ospitando il campionato mondiale di calcio, non era stato particolarmente attento, sensibile ai diritti umani. Si parla di migliaia di morti fra gli operai che costruiscono gli stati, situazioni molto eccetera.
e quindi per ritrovare una virginità diciamo, nell'ambito dell'Unione Europea e internazionale aveva un po' così oliato in maniera tale che c'erano dei deputati che in aula dice sì, ma poi non è così, in fondo sono bravi, eccetera, tutto quanto. E poi il tutto era finalizzato anche ad avere la possibilità di scali della loro compagnia di bandiera aerea in alcune città europee. Tutto qua in fondo, non è che capito? Diciamo corruzione spicciola, tra virgolette, classica rispetto a strutturale. Qua siamo invece sulla questione delle lobby, siamo in un grado diverso di corruzione. Se sarà confermato usciranno ulteriori, diciamo, dati oggettivi su questo fatto delle lobby, cioè, questo è gravissimo, perché è una cosa di una gravità finita, come per dire, tutta la storiella che ci avete raccontato sul Green sono tutte frescacce. Allora c'ha ragione, come quel povero fesso di Rinaldi che diceva guardate che tutto si può fare ma deve essere fatto in maniera sostenibile, non come lo state facendo voi a senso unico, perché ci saranno veramente, d'altronde perché devi pagare qualcuno? Perché, ripeto, a me non mi ha offerto nessun caffè per dire questo, quindi vuol dire che quello che io dicevo era della mia convinzione, ne sono perfettamente convinto. Per dire altre cose vuol dire che era necessario pagare, se no c'era bisogno, no? Cioè forzare in qualche modo. Di forzare, certo. No? Esatto. Ci sarà stato sicuramente qualcuno, sempre pieno di fanatici, cioè, che convinto, per carità, e gliene do atto, ma questi qua evidentemente per poter dire certe cose devono essere aiutati da qualche, diciamo così, piccolo regalino. Ecco, e questo non va bene. Senti, Antonio, abbiamo ancora qualche minuto, non molti, però io due cose te le volevo chiedere ancora, due su tutte, diciamo. La prima, l'ho introdotta prima, è il tuo giudizio su cosa cambia con l'elezione di Trump negli Stati Uniti. Trump pochi giorni fa da Davos ha preso a schiaffoni, si può dire, l'Unione Europea, o comunque ha sparato sulla Croce Rossa, se vogliamo dirla in un altro modo. Certo. In ogni caso, cosa significa per te e per l'Europa, dal tuo punto di vista, l'elezione di Trump e per l'Italia? Allora, la mia è un'analisi molto, molto, molto diretta. Allora, Trump è stato eletto dal popolo americano e questa volta non ha vinto, ha stravinto, perché se andiamo a vedere rispetto alla prima, diciamo, alla prima presidenza, questa volta ha strarcivinto. E questo è dovuto al fatto, non tanto per Trump, ma per demerito altrui, cioè il fatto che i democratici abbiano portato avanti determinate politiche, strafregandosene poi del cittadino americano, va bene, la dice lunga, cioè gli americani hanno votato Trump perché si erano stufati di questi altri, ma anche in maniera piuttosto forte. Allora, invece è noto invece, con rammarico, che invece di fare il mea culpa, cioè chi ha perso, non ha fatto il ragionamento, dice ma non è che questo ha vinto anche perché per merito nostro, perché noi non siamo riusciti a interpretare le esigenze dei cittadini. Non lo stanno facendo, è esattamente la stessa identica cosa nell'Unione Europea, cioè se siamo in una situazione anche di malcontento generalizzato, non gli viene in testa minimamente che la colpa è la loro, che stanno perseguendo delle politiche molto distanti dalla realtà, dal benessere dei cittadini, cioè questo non gli viene in mente. Quindi un Trump, che ricordo è un imprenditore, e quindi è nella filosofia dell'imprenditore il fatto di fare la provocazione, di lanciare il sasso forte per poter poi negoziare, no? Quando dice e poi negozia, perché lui parte da una posizione e poi si mette a negoziare e ottiene. Lui è venuto in Europa e l'ha detto, dice guardate, io qua sto spendendo per voi, per la difesa, cioè, lo spendete pure voi, io mi ritiro, eccetera. E allora vediamo che i vari paesi dell'Unione Europea, sì, adesso spendiamo per la difesa anche noi di più di quello che spendiamo. Cioè, quindi lui arriva a questi obiettivi, partendo dall'alto, sparando altro la cosa. Una cosa è certa, che il ruolo americano specialmente negli ultimi 4 anni con la presidenza di Biden è venuta meno e l'hanno talmente capito bene
tutto il mondo, che quello che è avvenuto a iniziare dall'Afghanistan, vi ricordate che cosa è successo con quella ritirata fatta in quella maniera, eccetera, con quello che è avvenuto fra Ucraina e Russia, perché io sono perfettamente d'accordo con Trump quando dice se ci fossi stato io non sarebbe successo. Con quello che è successo in Medio Oriente, sta succedendo, sono sicuro che con un Stati Uniti d'America forte, una presidenza forte, non sarebbe successo, perché avrebbe avuto la capacità di mediare prima e mettere d'accordo le parti. Ecco, questo è quello che mi preoccupa, è anche il ruolo della Cina, perché guardate, la Cina ha preso dei vantaggi che difficilmente potranno essere riconquistati nel breve. Guardate, è molto facile perdere terreno, riconquistato è difficilissimo. Quindi io non lo so se io me lo auguro che ci riesca l'amministrazione Trump, me lo auguro, però una cosa è certa, che mentre prima nella prima presidenza Trump tutti contro eccetera, adesso ho visto che c'è la corsa a farsi vedere nella corte di Trump, l'hai visto? A iniziare da Zuckerberg, a iniziare da Bezos, sì. Tutti questi che prima, adesso stanno tutti lì a baciare la pantofola, quindi vuol dire che il vento è cambiato, hanno capito anche loro che il vento è cambiato. Speriamo che pure l'Unione Europea abbia la forza per dire sediamoci, negoziamo, vediamo, anche noi abbiamo fatto degli errori, delle colpe, rimediamo. È capace la von der Leyen? Secondo me non è capace, non è in grado. Ecco, allora l'ultima cosa, poi magari ne riparliamo settimana l'altra o prossimamente in futuro proprio dettagliatamente, però a proposito di questo, no? Sarà capace l'Unione Europea di recuperare competitività, di favorire lo sviluppo economico di tutti i suoi soci, fermo restando che abbiamo sempre detto, no? È difficilissimo fare in modo che le regole e le ricette che valgono per un paese possano valere per un altro, stante la enorme diversità. È quello che ci differenzia dagli Stati Uniti per molti versi, no? Noi non siamo Stati Uniti, siamo stati divisi e messi sotto il cappello dell'Unione Europea. Ecco, la ricetta può essere unica o no, però sulla base, proprio te lo chiedo così, ma poi ne parleremo dettagliatamente, perché come dicevo la Commissione presenta la sua bussola per la competitività europea, che è basata sostanzialmente sul rapporto che Mario Draghi ha fatto da qualche mese sulla competitività. La sintetizzo proprio grossolanamente, ma poi entreremo magari in dettaglio. Allora, 800 miliardi di euro all'anno di investimenti entro il 2030, dice Draghi, e poi le solite cose. Dobbiamo recuperare la competitività tramite la ricerca, lo sviluppo, la decarbonizzazione, ma in maniera compatibile con le nostre imprese, l'approvvigionamento delle materie prime e via dicendo. Allora, cosa c'è di concreto secondo te in tutto questo? Giulio, come si dice, le palanche dove si prendono? Ecco, appunto. Allora, qui a Roma diciamo i baiocchi, va bene? Ecco, dove li prendi? Allora, mentre gli Stati Uniti, che sono un paese sovrano, come lo sono il Giappone, come la Cina, come è il Regno Unito, lì chiaramente con tutte le problematiche, per carità, eccetera, ma essendo a piena sovranità hanno la possibilità di poter trovare le risorse anche utilizzando la propria autonomia monetaria. Noi no, cioè l'Unione Europea non è dotata di bilancio autonomo, cioè non stampa moneta. Qualsiasi centesimo, va bene, viene speso è o preso a prestito, come con i fondi del PNRR, va bene, del recovery. Il PNRR è l'attuazione che ogni paese ha dato per l'utilizzo di queste risorse, che debbono essere rimborsati in termini sia di capitale che di interesse, va bene, quindi è una partita di giro, oppure dai contributi che ciascun paese dà in funzione del peso che ha nell'Unione Europea, cioè del PIL, e l'Italia, ricordo, è il terzo paese su 27, quindi tutto quello che spende l'Unione Europea o che eroga eccetera esce fuori o perché l'ha presa a prestito e bisogna ridarglielo, oppure sono i contributi che tutti i paesi danno nelle casse dell'Unione. Quindi praticamente l'Unione Europea non spende un solo centesimo che lo ha stampato. Non so se sono stato chiaro. Insomma, se noi dobbiamo buttarla a 800 miliardi all'anno di investimenti aggiuntivi, ce li dobbiamo... Dove li prendiamo? Dove li prendi? Allora, siccome l'Italia è già contributore netto, cioè diamo più soldi di quelli che prendiamo, perché siamo il terzo contributore, abbiamo il terzo PIL dopo la Francia, dopo la Germania e la Francia, cioè
significa che bisogna dargli più soldi. Dove li prendiamo noi i soldi? Emettendo nuovo debito oppure aumentando le tasse, tanto facile, oppure ancora peggio tagliando i servizi. Allora Antonio, dobbiamo salutarci qua, dobbiamo salutarci per questioni di tempo, sei stato chiarissimo come sempre, mi viene da dire. Torneremo allora alla luce di queste ultime considerazioni su questa bussola per la competitività europea di cui si parlerà e si parla in questi giorni. Intanto devono cambiare molto le condizioni, altrimenti la competitività non c'è. Ecco, allora intanto io ringrazio davvero di cuore Antonio Maria Rinaldi per questa conversazione, è stato un piacere riprenderla Antonio e ci risentiamo presto, prestissimo, grazie. Ma sono io che ringrazio te e la pazienza degli amici che ci hanno ascoltato. Alla prossima. Avete